Ma la causa è semplice perché se ancora oggi siamo avanti a loro in classifica, significa che abbiamo qualcosa in più di loro, abbiamo fatto più vittorie di loro, più pareggi di loro e meno sconfitte di loro, quindi significa che sotto il profilo delle qualità abbiamo qualcosa in più. Quel qualcosa in più che oggi non abbiamo dimostrato, ma che hanno dimostrato loro, è quella prerogativa che a noi non deve mai mancare, cioè la voglia, la passione, la grinta, e la cattiveria e la corsa in più. Se ci manca quello faremo fatica con tutte le squadre, non solo con la Pisana. Dispiace perché abbiamo acquisito un vantaggio che poteva permetterci di giocare un po' più con serenità, invece ora si riapre tutto, si riaprono i playoff, ben venga e che ci serva da lezione per poter capire che per arrivare lì dove vogliamo serve più concentrazione, più voglia e più cattiveria. Sì, ma guarda, questo campionato ormai io sono 5 anni che lo faccio, è cambiato totalmente, non è più come una volta che la classifica casomai ti permetteva di gestire il campionato, giocavi con l'ultima, la penultima e sapevi già di partire vittorioso, non è più così. La Lega Calcio 8 di Serie A è diventato un campionato quasi d'eccellenza, dove puoi vincere con l'ultima e puoi perdere con l'ultima e quindi tutte le partite hanno un livello di difficoltà enorme. Vedi il nostro campionato, abbiamo stentato anche con quelle che stanno dietro di noi, e, abbiamo fatto meglio con quelle che stanno sopra di noi, quindi ogni partita ha una storia a sé in questo campionato. Ripeto, è un campionato dove ormai sono tutti giovani, è un campionato dove vengono a giocare tutti i ragazzi che sono in attività, quindi se viene a mancare la corsa è la cosa primaria. Oggi è mancata e il risultato è più che giusto. Sì, ma loro possono anche essere stati bravi, il risultato lo dimostra, però in campo ci sono calciatori o ex calciatori come me che devono essere in grado di leggere la partita. Loro erano ben messi in campo, e ci hanno studiato, hanno visto come giocavamo, ci hanno aspettato. Avevamo forza noi di attaccare, ma non avevamo forza di tornare indietro a difendere. Quindi se tu attacchi e non fai male e loro si difendono bene e ripartono e non hai forza di tornare indietro, è normale che loro ti fanno gol, no? Ringraziamo Luca Cichella, Prego. capitano della Roma Calcio 8. Grazie a voi.